E l'avvocato Leonardi. Buon Natale a tutti dall'Avvocato Colombo. Grazie per averci tenuto compagnia per tutto questo 2024. Ci vediamo a gennaio sempre a L'Avvocato Risponde. Grazie per l'anno trascorso insieme. L'Avvocato Risponde vi aspetta nel 2025. Buone feste e tantissimi auguri a tutti dall'Avvocato Russo. Va ora in onda L'Avvocato Risponde. Buonasera a tutti cari amici, ultima puntata dell'anno di questa stagione invernale dell'Avvocato Risponde. Sono da solo, causa defezione dell'ultimo minuto dell'avvocato Collovati, che purtroppo ha avuto un problema, non ho capito bene di cosa si trattasse, ma le auguriamo che tutto si risolva per il meglio, e quindi ha deciso bene di lasciarmi qua da solo a fare la puntata, tra l'altro bella tosta oggi, perché avevamo in mente di fare come farò, una puntata dedicata un po' alla riforma del codice della strada. Intanto vi ricordiamo, per intervenire nella puntata, chiamatemi, oggi sono da solo, quindi fatemi compagnia allo 0292947222. Sono anche in diretta via social sul mio canale di TikTok, potete seguirmi anche lì, se riesco a collegarmi lo faccio. Oggi devo essere da solo e quindi faccio tutto io. E mi collego adesso, potete farmi domande live, e quindi aspetto che mi telefonate anche su argomenti che esulano dalla puntata di oggi. Sono pronto ad affrontare qualsiasi tipo di domanda, purché buona, non siate troppo cattivi. E quindi niente, chiaro che l'argomento un po' del giorno che avevamo in programma di fare, ora magari la scaletta verrà un attimo riprogrammata, perché chiaramente sono da solo, quindi in base anche alle chiamate che arriveranno, i messaggi che arriveranno, potrò, tra virgolette, affrontare altre tematiche rispetto a quelle in programma. Detto ciò, oggi la giornata milanese è piovosa, e nonostante però sia uscito da qualche giorno il nuovo codice della strada, io per venire qui in scooter, perché sennò non avrei mai potuto arrivare puntuale, ho visto monopattini senza casco, ho visto monopattini in contromano, e quindi non lo so, mi ha lasciato un po' perplesso, perché è una tra l'altro delle oggetto di riforma del nostro ordinamento, quella appunto che prevederà e prevede l'obbligatorietà, questa è una modifica sostanziale, dell'uso sia del casco, quindi sul monopattino, che ricordiamo il monopattino può essere utilizzato solamente su strade urbane, quindi qualche volta sul giornale è venuto fuori che qualcuno l'ha usato in strade extraurbane. Solo in strade urbane è altresì obbligatorio il casco. È obbligatorio d'ora in poi anche obbligatoria l'assicurazione, ed è obbligatoria la targa. Questo è chiaro, no? Che evidentemente sono normative che dovevano essere introdotte per ripristinare un minimo di sicurezza anche, no? Per chi guida, ma chi soprattutto ha a che fare purtroppo indirettamente con i monopattini, sprovvisti di assicurazione. Ovviamente prima erano senza targa, quindi c'era la difficoltà di riuscire a rintracciare magari il proprietario del monopattino. Ora con la targa è tutto più semplice, quindi insomma, a tal riguardo, ripeto, ridò ancora il numero di telefono che c'è forse in sovraimpressione, ma lo ridò: 0292947222, per intervenire in diretta. Io sono anche qua su mio social, vediamo se qualcuno poi mi scrive anche qua, potete scrivermi. Saluto gli amici di TikTok. E quindi una delle modifiche, diciamo, più importanti è questa, ma non soltanto. Io mi sono fatto una piccola scaletta, no, questa sera, per riuscire a sintetizzarvi in breve, no, quelle che sono le modifiche più importanti, no, della normativa, che veramente è intervenuta abbastanza incisivamente su quelle che sono le diciamo così, le norme del codice della strada. Innanzitutto è quella dell'effetto sull'uso dell'alcol, no? Ricordiamo che c'è stato un incremento delle sanzioni in questo caso, no? Perché ci sono pene molto più severe per chi utilizza l'autovettura sotto effetto di alcol. Ricordiamo che su tasso alcolemico dallo 0,5 allo 0,8
quindi grammo per litro, multa fino a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Quindi aumentano le sanzioni pecuniarie, rimangono ferme quelle diciamo così penali, perché in questo caso scatta il reato penale. Quindi è chiaro che ci sono delle problematiche molto gravose, perché evidentemente si apre poi un procedimento penale, ci sarà la nomina dell'avvocato d'ufficio e via dicendo. Si rischia comunque di intaccare sulla fedina penale tutto ciò, no? E quindi insomma bisogna stare attenti. Tasso alcolemico dallo 0,8 e 1,5 grammo per litro, multa fino a 3.000 euro, quindi si alza, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e possibile confisca del veicolo. Quindi questa è quella intermedia, no? Dallo 0,8 all'1 grammo per litro. Invece superiore all'1,5, quindi direi in uno stato abbastanza veramente gravoso di salute, sotto effetto di alcol, multa fino a 6.000 euro, sospensione della patente fino a 2 anni, arresto fino a 6 mesi e confisca obbligatoria del veicolo. Quindi perdete la macchina, signori, quindi attenzione. Poi viene anche normato viene normato un discorso della recidiva. Quindi per chi viene sospeso a guidare in stato di ebbrezza una seconda volta entro 2 anni, quindi commette la stessa infrazione nell'arco di 2 anni, l'obbligo di frequentare corsi di recupero e sensibilizzazione presso il SERT, quindi pensate un po', servizio per le tossicodipendenze, quindi oltre ad avere il danno di avere la revoca della patente, dovete anche frequentare, pensate un po', questo corso al SERT, che non è il massimo della vita. Obbligo di alcol look, e questa è la novità più importante, cioè chi viene sospeso nel successivo biennio con un'infrazione analoga dovrà installare sull'autovettura l'alcol look, scusate, che se non sapete cos'è ve lo dico io, praticamente è un aggeggio secondo il quale l'autovettura non parte se siete ubriachi, quindi praticamente non c'è il blocco del motore, è come se l'autovettura non rispondesse obbligatoriamente prima di fare praticamente il test alcolemico. Se la guida in stato di ebbrezza causa incidenti, un'altra aggravante, la sanzione vengono raddoppiate e possono includere anche la reclusione fino a 12 anni. Quindi signori, pesante devo dire, stiamo attenti perché veramente, veramente pericoloso. Guida sotto effetto delle droghe, questa è la novità, quella che ha fatto più discutere, no? Sulla riforma del testo del ministro Salvini. Attenzione, mentre prima, bellissimo, ecco qua ci sono intanto che mi arrivano domande, ponetemele anche sui social se volete. Chiamateci, ricordo ancora il numero 0292 94 7222 e potete farmi domande direttamente o scriverci anche su WhatsApp. Il numero di WhatsApp è 340 670 9659 per chiamarci. E quindi ecco, volevo andare avanti poi sul discorso guida sotto effetto di droghe. Allora, mentre prima della riforma, quando ci fermavano e ci facevano il famoso test per l'assunzione della droga, chiaramente questo test era basato sul fatto che vi fosse stata un'alterazione psicofisica, no? Quindi automaticamente a uno stato di alterazione la patente veniva sospesa e venivano inflitte le sanzioni. Ora no, non è più necessario dimostrare che il conducente è in uno stato di psicofisico alterazione, quindi non è più necessario da parte delle forze dell'ordine provare questo effetto di alterazione. È sufficiente quindi il test antidroga. Se il test antidroga viene superato, automaticamente scatta la sospensione immediata della patente da 1 a 2 anni con multa fino a 4.000 euro. E qua c'è la polemica, una delle più importanti che è sorta, perché a questo quanto previsto c'è una deroga a chi fa uso di oppiacei o comunque di medicinali, scusate, di droghe perché sotto prescrizione medica. Immaginiamo un malato a cui sia prevista l'assunzione di oppiacei, spesso accade. Ecco, in questo caso c'è una deroga, ma la domanda è che probabilmente anche una persona che è in questo stato di salute non è in grado di guidare, anche se ha una deroga per effetto di una malattia. Questa è la domanda del diavolo che io pongo e che tanti altri giuristi hanno fatto. Mi sembra una contraddizione abbastanza forte. Torniamo alle sanzioni. La recidiva, revoca della patente per un periodo di 3 anni, se si sospende
si riprende alla seconda volta, quindi c'è la revoca. Guardate bene che si è sempre intervenuti, da questo punto di vista sono concorde col discorso della recidiva, ovvero la prima volta ti grazio, la seconda volta la patente la perdi sempre, quindi automaticamente da qualsiasi tipo di infrazione, automaticamente, tanto condividete sui social per favore, datemi una mano a intervenire oggi, fatemi domande anche su TikTok, io sono in diretta, quindi sono da solo, aiutatemi tra virgolette, se volete, a far passare un po' il tempo e sono ben contento di rispondervi. Poi, misure accessorie, obbligo di sottoporsi ai controlli periodici presso il CERT. Quindi ancora una volta, Jacopo, finalmente un discorso interessante, grazie mille. Obbligo di sottoporsi al CERT. Il CERT non è una passeggiata, ragazzi, vi posso assicurare che è un ambiente che è meglio non frequentare, perché è l'ambiente che frequentano i tossicodipendenti. Ora, se foste nel caso di recidiva, dovreste andare poi al CERT e io vi auguro di non andarci. Allora, è chiaro che la finalità di queste norme, evidentemente, nonostante le polemiche anche ingrate, secondo me, che sono giunte, ma alla fine qual è che è stato posto? Alla fine è di ridurre il numero di incidenti. Sono morte 18 persone sul monopattino l'anno scorso, e anche promuovere un cambiamento culturale, no? Della tolleranza zero per chi soprattutto è sotto effetto di droghe, perché è inaccettabile pensare che comunque ci siano tante persone che si mettono al volante drogate e questo è inaccettabile. Queste norme credo che siano state poste sotto questo senso. Allora, è un bene fare 'ste norme oppure c'erano già? Beh no, Jacopo, non c'erano già, per certi versi son state inasprite e quindi, tra virgolette, il fatto di avere introdotto degli strumenti più incisivi dal punto di vista sia penale che amministrativo, nel nostro codice, di fatto, è stato proprio rivolto a questo, di far sì che ci sia uno stop di queste continue, tra virgolette, infrazioni. Quindi questa è la prima parte che di cui vi ho voluto parlare sul droghe e alcol test. Quindi riassumendo, ovviamente non è più concesso, non cambiano le misure, quella più importante, non cambiano le misure del diciamo così, del tasso alcolemico, no, quindi rimane sempre sopra lo 0,5. E la domanda che mi fanno spesso: "Avvocato, ma come si fa?" Allora, innanzitutto il consiglio pratico che posso dare a tutti è di prendersi un test di alcol test da portarsi dietro in macchina. Questo è fondamentale. Credo che le macchine adesso dovrebbero essere prodotte anche con questo strumento, perché è evidente che, credo che sia necessario averlo, perché una persona che si mette al volante, soprattutto un ragazzo che, magari neopatentato, quindi tolleranza zero per i neopatentati, ricordiamolo sempre che queste soglie si abbassano, è giusto che abbia uno strumento per provare questo benedetto tasso alcolemico. Questa era un po' la pecca che io vedo anche in questa norma, nel non aver previsto un obbligo anche da parte delle case produttrici di automobili, o comunque una diciamo così, un obbligo stringente di installare questo tipo di dispositivo che semplicemente avrebbe aiutato, non da poco, le persone appunto per riuscire a tra virgolette, "a prevenire questi tipi di comportamenti". Intanto vediamo se mi arriva il lettore medio, ecco, andiamo avanti tutti a piedi, lettore medio di Salvini, eccolo qua. Ecco, mi dice ecco, è arrivata questa signora che mi critica, ma io non sono lettore medio perché sono in una radio che si chiama Radio Libertà, per la quale, tutte le persone, tra le quali anche io, sono libere, ovvero esprimono la propria opinione e infatti io sto commentando, tecnicamente quella che è la norma con quello che io penso che sia giusto e quello che penso che non sia giusto. Detto ciò, andando avanti nella riforma, no, abbiamo commentato questo importante cambiamento nell'uso delle droghe, vorrei continuare a parlare delle altre modifiche sostanziali. L'uso del cellulare alla guida. L'uso del cellulare alla guida, anche in questo caso prevede un incremento delle sanzioni. Adesso poi arrivo al commento di questa persona. Allora, è arrivata una domanda interessante a cui risponderò a breve. Fatemi dire l'uso del cellulare alla guida.
multe aumentate in questo caso, variando da 250 a 1.000 euro, mentre prima erano più basse. Inoltre è prevista la sospensione della patente da 7 a 15 giorni, con sanzioni più pesanti in caso di recidiva. Quindi in questo caso una stretta abbastanza forte sull'utilizzo del cellulare. Ora bisogna capire l'utilizzo del cellulare come verrà contestato, perché automaticamente se io stacco le mani dal volante, magari come spesso accade abbiamo il dispositivo attaccato con un ferma cellulare, ecco, se stacco una mano potrebbe anche essere interpretato come utilizzo del cellulare. Spero che da questo punto di vista ci sia tolleranza, che non ci sia un utilizzo un'interpretazione della norma così stringente, perché allora automaticamente basta che tu distacchi una mano dal volante, la gente ti trova che schiacci un tasto, che potrebbe essere la radio anche, no? Non è che a quel punto uno potrebbe interpretarla come utilizzo del cellulare. Spero che ciò non avvenga. Dopo 3 giorni, ecco, sul discorso delle droghe ho posto anch'io le mie perplessità, perché evidentemente su questa contraddizione dell'utilizzo delle droghe per chi ha la ricetta, questa per me è una contraddizione che credo che non andava prevista diversamente. Questo sicuramente mi sento di dirlo tranquillamente. E anche sul discorso probabilmente delle droghe così incisivamente, perché evidentemente se uno si droga anche a distanza di tot giorni, se fermato potrebbe. Però è anche vero che se uno guida in modo corretto sicuramente non ti fermano. Quindi questo problema sorge dal fatto che se tu infrangi le regole hai più probabilità di tra virgolette incorrere in una sanzione amministrativa, in questo caso, e di sanzione anche penale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che ci sono contraddizioni che probabilmente poi lasceranno spazio anche a tanti ricorsi che arriveranno. In Germania, dove ho un figlio, è legale fumare. Beh sì, questo però chiaramente si immagini che in America allora è legale il porto d'armi, è legale avere l'arma, quindi da questo punto di vista ogni Stato, molti Stati anche all'interno della comunità europea hanno delle normative diverse. L'America in certi Stati è prevista la pena di morte, in altri no. E quindi automaticamente scusate che intanto mi sono arrivate delle telefonate e niente, va bene, chiamerò. Ecco, quindi volevo dirvi, automaticamente è chiaro che ci sono delle contraddizioni da questo punto di vista. Vediamo se mi arrivano altre domande. Positivo, al di là delle sensazioni penali civili, ho anche l'obbligo di andare. Allora, se mi beccano positivo, al di là delle sanzioni penali e civili, ho anche l'obbligo. Allora, l'obbligo di andare l'obbligo di andare al CERT c'è solamente se vieni scoperto in modo recidivo, praticamente, cioè per la seconda volta, se vieni scoperto, tra virgolette, con un tasso alcolemico o utilizzo di una droga, tra virgolette, oltre il limite, ti obbligano ad andare al CERT, in questo caso. Quindi questo è un po'. Grazie mille per le risposte, molto gentile. Scusate che intanto è arrivato un messaggio, sto rispondendo. Ecco, queste sono le novità più importanti, abbiamo detto, sulle droghe. Poi fatemi altre domande se volete. Allora, torniamo alle altre modifiche. Abbiamo detto uso del cellulare, è aumentata la multa da 250 ai 1.000 euro, è prevista la sospensione della pena da 7 a 15 giorni. Eccesso di velocità. Multe incrementate per chi supera i limiti di velocità con importi che possono arrivare fino a 880 euro. Sospensione della patente per chi supera i limiti di oltre 10 km dai centri abitati. Quindi a questo punto di vista aumentano ancora le sanzioni e c'è una stretta per chi eccede il limite di velocità nei centri abitati. Quindi questo credo che sia giusto, perché soprattutto nei centri abitati il pericolo di fare un incidente, il pericolo di investire un bambino aumenta. Quindi è giusta una stretta da questo punto di vista. Quindi anche se non è mai comodo, non è mai bello avere un incremento delle sanzioni, è chiaro che qualcosa bisognava fare, perché gente che sfreccia, gente che dove ci sono magari le scuole, passa a tutta velocità, insomma. Poi mi fa anche ridere che le polemiche arrivano magari da una corrente politica che ha appena introdotto a Milano il limite di velocità di 30 all'ora. E proprio quelli che
hanno introdotto il limite di velocità di 30 all'ora, mi sto riferendo alla giunta del sindaco di Milano, adesso si stanno lamentando perché ci sono le sanzioni che sono aumentate per chi sfreccia in città sopra il limite. Allora evidentemente cioè 2 pesi 2 misure, nel senso che cioè doveva essere fatta una stretta da questo punto di vista, troppi incidenti, troppe problematiche ci sono state, quindi questo è un intervento che era doveroso, porre un limite duro su chi supera di tot chilometri all'ora il limite in città, nei centri abitati. Monopattini elettrici, l'abbiamo detto, l'obbligo della targa, ovviamente, l'assicurazione obbligatoria, il casco per tutti gli utilizzatori. Queste sono le 3 novità più importanti, e quindi, tra virgolette, è chiaro che c'è una stretta anche sull'uso dei monopattini. Poi vediamo se mi arrivano, quindi anche, ripeto, è chiaro che una norma quando è così restrittive, obbligano, sì, obbligano, adesso infatti sto un attimo vedendo, ragazzi, mi sono arrivate delle domande. Allora, innanzitutto, le critiche sono tutte da sinistra, Massimo mi dice un amico, e poi l'altra domanda ovviamente non la leggo perché non mi va, ma in generale quello che dico è: signori, le norme che prevedono un innalzamento delle pene, un innalzamento e un inasprimento delle sanzioni, sono norme che sono difficili da digerire, è inutile girarci intorno. Però se in un anno muoiono 18 persone sul monopattini, evidentemente qualcosa deve succedere, o no? Andiamo avanti coi monopattini in contromano, andiamo avanti coi monopattini senza casco, senza targa, senza assicurazione, che se succede un sinistro con un monopattino non sai neanche con chi prendertela. È giusto secondo voi questo? Questa è la domanda che io pongo, no? È una domanda che di cui ho la risposta, e è giusto intervenire da questo punto di vista. Quello sui monopattini è sacrosanto. Avvocato, ma quello che ha detto Vasco è possibile? Dopo una settimana si vede che allora, quello che ha detto Vasco Rossi, signori, è una provocazione arrivata da un cantante, ma io dico, ma i cantanti dovrebbero fare i cantanti, secondo me, no? Poi intervenire così massivamente su un intervento normativo è un'opinione, per l'amor di Dio, la lascio fare. Però questa cosa del settimana dopo, meno, allora io dico una cosa, cioè se uno guida in modo prudente, ovviamente mitigherà il rischio quasi a zero del fatto che venga fermato. Poi evidentemente se verrà fermato potrebbe esserci un problema di questo tipo. C'è una telefonata, dopo finisco di rispondere. Prego, pronto? Sì, buonasera. Scusi, io ho sentito prima che è giusto che nei centri abitati ci sia questa stretta, perfetto, benissimo, sono d'accordo. Io, che ci adeguiamo a come il resto dell'Europa, giustamente, ecco, come anche in Francia, eccetera. Però c'è una differenza, che il resto in Europa, anche con, non so, adesso ci sono le segnaletiche molto evidenziate, in modo che quando uno arriva lì come dire, si può dire, al limite, eccetera, tu devi essere proprio uno stupido per continuare a andare oltre ai limiti, ecco. Mentre noto che noi qui in Italia se ne fregano forse per fare più multe, eccetera. Sono d'accordo, signora. Pronto? Sì, pronto. Mi trova d'accordo con quello che dice e poi le risponderò. Sono perfettamente in linea con quello che dice. Ma allora, dato che questi certi comuni lo fanno proprio per fare cassa, fare cassa, signora, ecco, giusto? per fare cassa, bravissimo. Infatti il nostro caso abbiamo proprio sforato erano i 50, noi andavamo 57, 2 chilometri in più, 50 euro. Ho detto, non era proprio in centro, abitato dal centro abitato sono 30 al limite, ecco. Cioè, voglio dire, non era neanche tanto, e non era evidenziato, perché io ho visto i 50, ma era già ormai ero già lì, ecco, ecco signora, a tal riguardo, non so se lei sa, se c'ha altre domande, se no io le rispondo anche dandole una buona notizia da questo punto di vista, perché è stata fatta un'apposita riforma anche su questo, è stata poco diciamo così pubblicizzata, ma adesso gli autovelox potranno essere installati solo su strade con un tasso elevato di incidentalità e dove la configurazione stradale rende difficile la contestazione immediata. Questo vuol dire, signora, che la riforma giustamente
per evitare, come ha correttamente detto lei, che i comuni mettessero i velox sulle strade a lunga percorrenza, fatte apposta quasi, perché lei se è di Milano, io sono a Milano, sono spesso passo... No, io sono in provincia di ecco, le Torino. posso assicurare, signora, via Novara, che molti milanesi conoscono, è una via dove incidenti ne succedono praticamente zero perché è tutta dritta. C'era il malcostume di mettere autovelox apposta come una sorta di trabocchetto per i poveri cittadini che andavano a lavorare e lì andare a 50. Lo sappiamo bene. Esatto, ecco. come succede a lei. Adesso, d'ora in poi, se metteranno questo, saranno obbligatori delle statistiche per le quali dovranno dimostrare che l'hanno messo, perché lì c'è un tasso di incidentalità altissima. Però scusi se mi permetto. Prego, allora, signora, ma certo. Visto che questi fanno i sordi, no? Sappiamo benissimo, fanno finta di niente, ecco, continueranno a arrivare le multe, eccetera. Sì. Ma in questo caso si possono fare il ricorso, perché uno evita di fare il ricorso perché poi li perdi. No, signora, allora le dico una cosa, eccetera, questo... Ma io però, scusi, termino poi, ecco, volevo solo dire, devono segnalare, deve essere l'obbligatorietà di segnalarlo molto molto bene, ecco, segnalarlo prima, che voglio dire, se uno non rispetta e allora è proprio perché lo vuoi fare apposta, ecco. Signora, grazie, davvero ha fatto un intervento davvero che mi trova pienamente d'accordo. Adesso le rispondo ancora con altre piccole cose, stia in linea che le rispondo anche su altro. Sì, okay? Allora l'ascolto. Grazie signora, arrivederci. Grazie. Ecco, a tal riguardo la signora giustamente dice devono essere segnalate, ha perfettamente ragione. Signora, le dico di più. Io, insieme ad altri avvocati, quando, lei non è di Milano, ma chi è di Milano lo sa, quando misero gli autovelox in Viale Zara, ne misero 4, 5, 6, uno dietro l'altro, abbiamo fatto una serie di ricorsi, li abbiamo vinti tutti, perché l'autovelox è stato dimostrato che non era segnalato. La normativa è attualmente quella prevista, prevede, scusate la ripetizione, che ci debbono essere i cartelli segnaletici non soltanto posti a 200 metri minimo l'apparecchiatura elettronica, ma debbono essere di colore diverso, quindi arancione, un colore che dà appunto che l'occhio dell'automobilista nota. A Milano furono cancellati tutte le multe che furono prese, infatti se andate, come sapete benissimo, a Viale Zara sono arancioni, così come in queste tantissime strade, di colore arancione, perché facendo così l'automobilista se ne rende conto. Quindi stop all'utilizzo improprio degli autovelox che hanno falcidiato di multe illegittime migliaia di automobilisti, dove il rischio di incidente era zero, hanno fatto cassa i comuni ingiustamente, e la normativa, questo chiaramente non è stato detto perché tutto quello che è stato detto era contro la norma, ci sono tantissime cose giuste, tra le quali questa. Quindi non sarà più possibile, lo ribadisco, potranno essere installati gli autovelox solamente su strade con un elevato tasso di incidentalità e dove la configurazione stradale rende difficile la contestazione immediata delle infrazioni. Questo vuol dire che non potranno essere messi gli autovelox tiranni in una strada dritta, di lunga percorrenza, dove è impossibile magari fare, o è probabile che magari si ecceda a 50 all'ora, perché evidentemente se qualcuno è di Milano, in altre grandi città, in certe strade di grande percorrenza dove c'è il limite dei 50, spesso si infrange di poco. Se lo faranno dovranno giustificare perché l'hanno fatto. Se, diciamo così, non ottempereranno a questo tipo di norma, ovviamente il cittadino non soltanto farà ricorso, ma avrà diritto anche di ottenere rimborso delle spese. Giustamente la signora diceva mi costringono al ricorso, ma adesso c'è una legge, signora, adesso è molto più normato questo aspetto, quindi io voglio credere che le pubbliche amministrazioni, lo grido, lo dico a gran voce, intervengano e mettano un attimo a posto questi velox. Break di 1 minuto e poi ci rivediamo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci, breve break, siamo di nuovo in pista. Abbiamo ricevuto una telefonata molto interessante di questa signora di Torino che ci ha fatto delle domande molto interessanti, giuste, perché ovviamente stanca come tutti noi di prendere multe. Ha detto: ma adesso questa norma prevede o comunque ci sarà una stretta anche sull'utilizzo improprio degli autovelox? La risposta è sì, lo ribadisco, la norma prevede un capitolo importantissimo che va a rinormare, a rimodificare tutto l'aspetto dell'installazione degli autovelox. I limiti di velocità, quindi gli autovelox non possono, ricordiamo adesso, d'ora in poi, essere installati su strade con limiti di velocità inferiori ai 50 km all'ora. Quindi mi dispiace per il nostro sindaco Sala, ma a Milano non potrà mettere gli autovelox nelle strade dove ha posto il limite di 30. Ormai siamo invasi di strade con limite di 30, lì non potrà essere messo l'autovelox. Quindi vedete un po' che tipo di cosa è stata fatta. Hanno messo divieti di non superare i 30 all'ora, queste stesse persone adesso criticano perché c'è una stretta sulle sanzioni, e quindi vedete come due pesi, due misure. O si è d'accordo o non si è d'accordo. Quindi cioè, voglio dire, non capisco, bisogna essere, credo, in linea, no? Bisogna avere una sorta di non contraddizione. Se uno critica, deve criticare, ma coerentemente. Questa per me è una contraddizione. Le sue strade extraurbane è vietata l'installazione di autovelox su tratti con limiti di velocità inferiore ai 90 km per evitare rallentamenti eccessivi su strade di collegamento. Questo, e la cosa più importante, è sulle segnaletiche e distanze, signori. Gli autovelox dovranno essere preceduti da segnali che indicano il limite di velocità e la presenza del dispositivo. La distanza minima tra il segnale del limite di velox e l'autovelox è fissata a 200 metri. Su strade ad alto scorrimento, 75 metri su tutte le altre strade. Insomma, 200 metri è un bell'anticipo, ed è giusto che ci sia, ci mancherebbe altro, ma non è che deve essere piccolino, messo lì apposta per non vederlo, perché poi succede anche questo in Italia. Siamo arrivati anche a far sì che, no, deve essere grande, visibile ad occhio ictoculi, no? Come icto vuol dire dalla vista. Non soltanto questo, deve essere anche, dicono, di colore diverso dal bianco, da quelli di colori normali. Distanze tra dispositivi, vedete come hanno, secondo me, riformato molto bene questo aspetto, no? I critici però qua non dicono niente, ma è strano, criticano solo quando vogliono loro, quando invece c'è qualcosa di positivo non criticano. Allora, o si critica sempre o si dice, come sto dicendo giustamente io, che ci sono cose che possono essere migliorate, ci sono cose che secondo me sono sacrosante. Distanza tra dispositivi. Tra due autovelox consecutivi devono intercorrere 500 metri su strade urbane, 1 chilometro su strade extraurbane, 3 chilometri su strade extraurbane principali. Sanzione per eccesso di velocità, purtroppo qua però si alzano da 10 km all'ora a 40, oltre il limite multa da 173 a 694 euro. Nei centri abitati, con recidiva, se l'infrazione si ripete 2 volte in un anno, la multa va da 2,20 a 8,80. Violazione multiple, ecco, questa è interessante. Violazione multipla, cosa vuol dire? Che se io passo in una zona a traffico limitato, che ha, per esempio, dove ha tante telecamere e la strada è molto lunga, prima tu prendevi una multa, poi potevi prenderne una dietro l'altra. Adesso questo non accadrà più. Non ci sarà più una concatenazione di multe, ma se un conducente commette più infrazioni per eccesso di velocità sullo stesso tratto di strada nell'arco di un'ora, quindi ovviamente perché sta facendo una stessa strada, verrà applicata solo la sanzione più grave, aumentata di 1/3. Quindi è chiaro che qualcosa in più deve esserci, però non ci saranno 3 multe, ce ne sarà una aumentata fino di 1/3. Numero per telefonare 029294 7222, WhatsApp 340 670 9659. Non verranno ovviamente letti messaggi di insulto, di denigrazione, perché io rispondo sui social, ma in radio non mi va di farlo, quindi fate i bravi e fatemi domande serie.
Bravo avvocato, la seguo da un po'. Gabriella lì mi segue da un po', grazie mille. Quindi anche su TikTok oggi sono molto, diciamo, moderati, quindi siamo bene così, andiamo avanti. Allora, poi un altro aspetto molto rilevante è sull'omologazione e la taratura dei dispositivi. Questo vuol dire che i dispositivi che praticamente vengono installati dovranno essere omologati, dovrà essere scritto nella multa che sono stati omologati. Quindi io invito tutti a, se mai prendessero una multa e arriva a casa il famoso busta, no, verificare che il dispositivo sia stato omologato. Deve esserci scritto, deve esserci scritta la data e deve esserci scritta anche la taratura. Quindi, ok, riducendo la possibilità di ricorsi basati sull'omessa taratura. Quindi, ok, va bene, questo è il capitolo doveroso che grazie alla signora abbiamo introdotto, perché io non avevo previsto di parlarne, ma lei giustamente mi ha fatto queste domande e abbiamo anche torniamo invece alle modifiche del codice della strada. Abbiamo detto dei monopattini elettrici. Intanto vediamo se mi arrivano domande su TikTok. Vediamo. Invita, bravo avvocato, la seguo da un po'. Condividete la diretta, così sono qua. Fatemi domande se volete. Allora, abbandono di animali. Questo è interessante. Pene fino a 7 anni di carcere e sospensione della patente in caso di incidenti causati da animali abbandonati. Quindi cosa vuol dire? Che non sarà più permesso, oppure se lo fate sapete bene che rischiate il carcere duro, abbandonare animali, un malcostume tutto italiano, concedetemi. Per troppi anni abbiamo visto animali abbandonati in autostrada, un qualcosa di sconvolgente dal mio punto di vista, perché se uno si prende l'animale non è che te lo dice il medico di prenderlo, se lo prendi lo tieni, lo curi, no? Quindi questo è un intervento molto duro, che mi trova d'accordo però, perché, era giusto mettere un freno. Mi sarei aspettato che fosse stato inserito anche qualcosa per chi inquina. Mi sto dicendo chi è abituato a buttare un mozzicone di sigaretta fuori dalla macchina, ecco queste tipo di cose io le avrei introdotte, perché per me è inaccettabile che ci sia un uso, come de fosse un cestino del parte del finestrino, no, uno abbassa il finestrino, butta per terra, non è così. Dovevano esserci secondo me delle sanzioni ben severe anche su quello, credo. E niente, poi, praticamente, insomma, non da questo punto di vista, tra virgolette, niente da dire, giusto che sia stato fatto. Abbandono di animali, abbiamo detto, neopatentati. Ecco, questa è importante. Abbiamo detto prima dei limiti di velocità, dei limiti, di tasso alcolemico, divieto di consumo di alcol alla guida dei primi 3 anni dal conseguimento della patente. Restrizione alla guida di auto potenti estese per 3 anni, con limiti di potenza più elevati rispetto al passato. Quindi, anche in questo caso stretta molto pesante per quanto riguarda l'uso del vediamo se qualcuno mi ha scritto. Dicevo, uso molto, stringente da parte, dei neopatentati, perché questo evidentemente ci sono stati tanti incidenti. Vi ricordate quell'incidente che c'era stato a Roma di quel influencer, no, come chiamava, quello TikToker, no, il TikToker che aveva, ammazzato una povera bambina, con la mamma, con la Lamborghini. Ricorderete quell'incidente, no? Ecco, è inaccettabile che un ragazzo di 18 anni si prenda la Lamborghini a 18 anni. Perché questo? Non è che uno non è libero di fare quello che vuole coi propri soldi, anzi, maggior ragione, uno però è chiaro che a quell'età uno non ha la prontezza, non ha l'esperienza, soprattutto più che prontezza, rettifico, l'esperienza di guidare una macchina, la maturità, la coscienziosità di guidare una macchina, così potente, da solo scusate, con diciamo così, un senso di prudenza. Evidentemente questo può mancare, quindi questa norma è stata fatta apposta per questo, no, quindi ribadisco è una norma che, può piacere o no, può piacere, ci son tante cose da migliorare, ma credo che, su una cosa è sicuramente efficace, quella di cercare di ridurre gli incidenti e le morti, che purtroppo ci sono sulle nostre strade. Allora, vi lascio ancora il numero per intervenire 0292 94 7222, WhatsApp 340 670 9659,
E niente, quindi queste sono i numeri per telefonare. Potete anche scriverci una mail, l'avvocato risponde, la trovate in sovraimpressione. Scusate che intanto mi è arrivata uhm, tra poco, perché nel frattempo ovviamente, si pensa che alla fine dell'anno il mondo finisca, ma non è così, volevo dirlo a tutti, Nel 2024 ci sarà la prosecuzione anche nel 2025, cioè c'è il mio amico regista che ride perché è vero, cioè alla fine dell'anno ragazzi, se tutto va bene, perché possiede però dovremmo essere ancora in vita. Quindi si può fare anche una cosa, anziché farla entro l'anno, anche appena dopo l'anno, cioè farla nei 4 giorni successivi. Quindi non è che ve la voglio tirare, poi magari però dovremmo esserci anche dopo, con i dovuti scongiuri. Ciò detto, vediamo di passare magari brevemente a un altro argomento, che potrebbe essere, vorrei parlarvi di una cosa che mi ha particolarmente colpito, perché che riguarda anche me, perché abbiam parlato di riforma fiscale, abbiam parlato del fatto che bisogna far abbassare le tasse ed è arrivata la prima bella notizia. Perché? Perché sono praticamente c'è una norma molto importante che è stata approvata, che prevede, il taglio delle tasse di 4 punti percentuali di IRES, quindi l'IRES, l'imposta sulle società di capitali, viene, ridotta dal 24 al 20%, come? Se la società, diciamo così, ottempera a 4 requisiti. Ci sono 4 requisiti molto importanti che la società, può fare per ottenere questo rimborso fiscale nel, tra virgolette, nel, pianificare l'anno prossimo. Quali sono queste modifiche? Allora ve le espongo brevemente. Allora innanzitutto, vi è quella di avere un tasso occupazionale, quindi, un tasso occupazionale che rimane stabile, quindi l'azienda non deve mettere in cassa integrazione, i dipendenti, okay, quindi tra 2024 e 2025 ci deve essere un tasso occupazionale che rimane stabile e non soltanto stabile, deve essere incrementato di 1 punto percentuale. Ecco, mi arriva un altro messaggio. Grazie avvocato, quando si rischia per il crollo di ponte con 42 morti? Grazie avvocato, quanto si rischia per crollo di ponte questo caro mio telespettatore. Adesso le rispondo. Mi è arrivata una telefonata e dopo vengo da lei. Prego, Va buonasera. bene, Buonasera, mi dica. buonasera. Buonasera. Sì, volevo chiedere, ho sentito nessuno che ha parlato delle nuove contravvenzioni su chi occupa i parcheggi per gli handicappati. C'è stata c'era già, questa norma, però viene inasprita la sanzione. Appunto, ma nessuno ne ha parlato, non so di quanto sia stata inasprita. Guardi, allora, io ho provato a leggere il testo, sono più di 100 pagine. Chiaro che stiamo dando le indicazioni, quelle un pochettino più che hanno stravolto un po'. Questa sicuramente ha inasprito le sanzioni, ma di fatto c'erano già. Ecco, è comunque importante dirlo e di sensibilizzare, giustamente, perché è una prassi anche lì solo italiana, mi conceda, e in questo caso si ricorderà lei il servizio delle Iene, del Striscia la Notizia, non so se l'aveva visto, quello che certo, si ricorda che la gente andava lì e quello là, che poverino, non mi ricordo come si chiamava, Brumotti, mi ricordo l'inviato. Stoffelli, mi sembra. No, Brumotti si chiamava, si ricorda. Brumotti, sì, si ricorda Brumotti, che lui andava là giustamente e rischiava pure di prendere le botte, cioè si rende conto, anziché uno, ecco, anziché uno chiedere scusa, no? Perché voglio dire, ma uno può anche sbagliare, non dovrebbe, ma siamo in un paese in cui neanche uno può dirti niente. Quindi a queste persone, oltre a commettere un fatto gravissimo, per occupare un posto di un invalido, penso che sia un atto vile, perché mi scusi, se uno sta male, uno parcheggia da un'altra parte, ha le sue gambe e può fare 100 metri in più. E invece, giusto, d'accordo. Quindi questi, oltre a mettere, perché andavano pure a lamentarsi. Ecco, questo è inaccettabile, ma succede solo da noi. Succede solo in Italia. Un altro fatto strano che anche il Brumotti non ha mai chiamato i vigili contemporaneamente per multarli questi cretini. Quello però può essere, sa cos'è? Può essere che la trasmissione ovviamente ha una durata limitata, può essere che dopo li ha chiamati, questo non possiamo sapere. È fondamentale peccare e farli pagare. Va bene, allora grazie del suo intervento, ci chiami ancora? Grazie a lei. Buona serata, stia bene. Grazie.
quindi giustamente il signore dice, ha ragione, 100%, 100%, nel senso che è un malcostume italiano, anche in questo caso mi spiace dirlo, come quelli che buttano per terra, molto simile, cioè la gente butta per terra, vabbè butto per terra, tanto, voglio dire, chi se ne frega, metto nel posto degli handicappati, ma handicappato io non lo sono, saranno fatti suoi, ecco questo credo che sia bruttissimo, e questa norma che alzerà le sanzioni, alzerà i punti che verranno, questo non ricordo se alza anche i punti, questo non voglio dirvi un'inesattezza, ma sicuramente un inasprimento delle sanzioni lo ha fatto, credo che sia giusta, perché ribadisco, i posti per i disabili, che già ce ne sono pochi, debbono rimanere vuoti e devono essere riservati solamente a loro. Vado alla domanda di prima che mi sia arrivato, grazie avvocato, quanto si rischia per il crollo del ponte? Questa sì, è una provocazione che mi ha mandato l'amico, quanto si rischia, penso che si riferisca al ponte Morandi, che è caduto ad agosto di qualche anno fa, anzi molti anni fa, non mi ricordo quanti, ma sarà già 3 o 4 anni, c'è stato il processo, ci sono state condanne, credo che è un fatto gravissimo quello che è successo, e quindi in questo caso non poteva essere incluso questo tipo di riforma, perché non è una riforma del codice della strada, ma è una riforma che è stata poi fatta e sono state introdotte delle sanzioni ben più gravi per chi omette dei lavori di manutenzione. Lì evidentemente era Autostrade per l'Italia, è stato il processo, ci sono state alcune condanne anche di amministratori che dovevano vigilare sull'operato appunto delle tanto mi fanno gli auguri di buon Natale, buon Natale a voi. Buon Natale, grazie. E quindi è chiaro che insomma è un malcostume, è stato un malcostume tutto italiano quello di, come sempre a volte, di questi lavori di non farli, perché troppi anni si è andata avanti con una linea autostradale completamente non adeguata. Io spero che adesso migliori perché, vediamo se mi arrivano, avvocato buon Natale. Ecco, vi lascio ancora il numero per telefonare, telefonate, non fatevi problemi, io rispondo molto volentieri a tutti voi, 02 92 94 7222, e per la diretta potete scrivere su WhatsApp 340 670 9659, per interventi in diretta, sia su questo tema ma anche su altro, potete raccontarvi altra. Bene, un'altra telefonata, buonasera, finalmente c'è un po' di spettatori. Buonasera, prego. Buonasera. Buonasera. Sono Paolo. Tanto piacere. Volevo parlare del codice della strada, che può essere giusto, quello che stava dicendo può essere giusto, però ci sono delle incongruenze pazzesche per quanto riguarda le assicurazioni. Sì. Ad esempio adesso la sanzione sull'assicurazione è diventata la sanzione sia per chi non ha l'assicurazione sia per l'obbligato insolito, quindi devono essere fatte 2 volte i verbali. Sì. E poi anche altre incongruenze. È stato ad esempio, tornando al codice di procedura il codice di procedura penale, è stato depenalizzato l'articolo 688, mi pare quello, la ubriachezza molesta, per cui adesso non esiste più. Quindi cosa succede? Vediamo i carabinieri, i poliziotti che guardano l'utente che fa lo stupido in mezzo alla strada ubriaco e non si può intervenire perché essendo depenalizzato non si può portare via, e quindi ecco, però questo, guardi, questo però non credo che sia stato fatto su questa riforma del codice della strada, è ubriachezza manifesto. No, forse è una riforma cartata. No, questo è un'altra cosa, perché questo esula dal... Sì, no, vabbè, questo adesso noi oggi parliamo della riforma del codice della strada e la ringrazio. Se ha altre domande mi trova d'accordo sul fatto che deve essere migliorato. Io l'ho detto, se ha visto tutta la mia trasmissione... Sì, c'è il problema quello dei monopattini, che non ne sono stati fatti i decreti per quanto riguarda le registrazioni con le targhe e tutto quanto, quindi mette in difficoltà l'applicazione. Lo so, però adesso lì doveva succedere qualcosa, perché stavo dicendo, a me sinceramente dell'applicazione non mi interessa niente, cioè nel senso, io che sto dalla parte, in questo caso, pienamente della riforma, perché lei non so se è di Milano, io sono a Milano, cioè è un qualcosa di intollerabile. Ti arrivano in contromano i monopattini senza casco, certo, voglio dire adesso, no, mi scusi, ma io da questo punto di vista sono favorevolissimo. Poi, come dice lei, e sono d'accordo, l'ho detto all'inizio. Diventa, perché io sono un tecnico e quindi diventa poi il problema l'applicazione. Se non sono chiare le regole, diventa poi difficile fare le sanzioni. Certo, però questo è vero, però il legislatore all'inizio interviene normando quello che è il codice della strada. Poi lei sa meglio di me che ci vogliono le regole attuative per sistemare a livello tecnico quello che è l'applicazione. È un problema serio, però evidentemente bisognava fare qualcosa. 18 morti in un anno.
incidenti che succedevano, lei lo sa, che dove non c'era il numero di targa, non sapevi chi era il proprietario, era una cosa che non si poteva andare. Ora c'è quel problema, ce ne sarà un altro, ma io credo che sia più importante la vita di una persona rispetto a quello in questo momento. Se si riuscisse a intervenire adesso, perché essendoci questo vulnus giuridico, cioè che c'è la norma che prevede il provvedimento nei confronti del monopattino, ma nello stesso tempo le associazioni di queste categorie di che affittano questi monopattini mettono in discussione l'applicazione, per cui diventa difficile per gli operatori che devono fare queste cose. Lei si ricorda un'altra cosa? Lei si ricorda... affidare meno ai tecnici, affidare di più ai tecnici per avere un quadro della concordo. E meno ai burocrati che a volte fanno anche un po' di confusione. Concordo piena, perché questa cosa qua andava probabilmente vista meglio a livello diciamo così applicativo. È vero quello che dice. Lei si ricorderà la norma che avevano fatto un po' simile, per farle capire se lei è d'accordo, con la riforma quella dei rider, ovvero quelli che consegnavano. Si ricorda che andavano in giro tutti diversi con le bici? Anche lì hanno dovuto fare una stretta, no? Se si ricorderà, assicurazione obbligatoria. Però sicuramente una norma maggiormente efficace avrebbe dovuto coinvolgere anche gli attori principali, che sono quelli che hanno che gestiscono le applicazioni. Quindi è da migliorare tanto, ci sono i pro e i contro. È una riforma davvero massiva, perché c'è un sacco di cose. Vede che anche lei mi ha detto delle assicurazioni che avevo anch'io dimenticato, quell'aspetto non avevo letto, quindi lì è importante, perché ci sono un pochettino di spazi in cui viene penalizzato tantissimo magari chi non ha potuto fare l'assicurazione, però nel contempo viene anche punito l'obbligato insolido che presta la macchina o dà la macchina a qualche amico, che capita spesso capita spesso. Esatto, quindi diventa un pochettino... Va bene, allora le prometto che la prossima volta interverrò su questo, me lo studio bene e poi le rispondo bene anche su questo. La ringrazio, è sempre un piacere sentirla. Stia bene, buona serata, grazie di aver chiamato. C'è un'altra telefonata, bene, che bello, stasera sono molto contento, prego. Eccoci qua, bene, buonasera, sono Walter Friuli Venezia Giulia. Tanto piacere, Walter. La prima volta che ci sentiamo. Bene, grazie di aver chiamato, prego. No, guarda, lo faccio volentieri perché non riesco più, a comunicare con altri, di Radio Libertà. Io sono un vecchio tesserato, ho 72 anni. Fantastico. Allora io, quindi mi fa piacere comunicare con qualcuno, perché sembra quasi che ultimamente ce la si giochi un po' su questi interventi del pubblico. No, io ci sono sempre, lascio spazio a tutti, quindi mi chiami ancora, io risponderò sempre, a meno che non dica insulti così, che allora non posso. Ma perché ti ho chiamato? C'è un motivo. Prego. Allora, io vorrei sottolineare una cosa da vecchio leghista e appassionato di leghismo. Intanto questo codice nuovo della sala, eccetera, eccetera, non vado ad entrare, non entro. Noi qua in Friuli Venezia Giulia abbiamo l'abitudine di bere un bicchiere magari prima di finire di lavorare. Ci sono tante interviste, si ricorda, tante interviste abbastanza ridicole che erano state fatte, molto divertenti. Allora, aspetta che ti spiego però un'altra cosa. Allora, ieri ho letto il giornale, noi qui abbiamo come giornale il Messaggero e abbiamo il Piccolo. Io ho letto gli stipendi dei nostri deputati, senatori, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io trovo inammissibile che persone che superano i 120-150 mila euro all'anno non abbiano in mente di fare delle norme immediate come quelle del CASI nel momento in cui mettono in vendita determinati veicoli, come altre cose. E non è possibile che noi paghiamo una classe per essere dirigente, noi della Lega in modo particolare, e poi ci ritroviamo come sempre a dover discutere nel dopo. Cioè io penso che, allora, io sono un pensionato, un discreto pensionato, ma mi vergogno a vedere quei soldi lì che si danno a persone che dovrebbero fare determinate cose o comunque denunciare immediatamente determinate cose, e poi ci si ritrova noi cittadini a dover telefonare a te per dire delle cose che sono di una normalità, di una semplicità, come dire, lapalissiana. Mi viene quasi a volte mi viene il vomito, perché poi ieri leggendo gli stipendi, dico, ma come è possibile? C'è gente che vede 140, 120, 160 mila euro all'anno, sono nostri deputati, senatori, ma pensi adesso forse... e questi non fanno prima determinate cose. Poi anche Salvini con questa cosa qua, che io, come dire, ho sempre apprezzato per la sua serietà, perché mette lo stemino della Lega, perché c'ha la faccia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa
è sulla legge, come si chiama qua, sulla viabilità, insomma quella Sì, in cui stavo parlando, adesso non mi viene la parola, riforma del codice della strada, sì. Riforma del codice della strada ha l'aspetto, la tendenza populista, al punto tale che ha dato spazio a quel personaggio di Vasco Rossi che è della mia stessa classe, ok? Per dire delle cose e avere un grande successo in giro, cioè nelle varie cose. Bene. Io voglio dire, oggi ho parlato con mio nipote, ascoltatemi, ha 16 anni e mezzo. Allora, perché anche non si fa invece di fare del populismo, per esempio su questa questione di Milano, di queste baby gang, di queste qua che fanno queste canzoni, che battono le mani in terra per far vedere che il territorio è suo, che ti chiedono di abbassare gli occhi quando tu cammini. Non parliamo di queste cose in maniera normale, voglio dire, diciamo che c'è da fare qualcosa di veramente importante lì. Di questo se ne parla solo quando arriva poi il morto, il cose, baby gang, del Nebio, questo e quest'altro. Cioè, voglio dire, noi della Lega dovremmo ritornare ad avere quella serietà che non è solamente legata alla denuncia, che è legata sia alla tradizione, a una certa cultura, a un certo modo di fare, ma anche a denunciare in un modo anche un po' psicologico. Guardi, anche grazie allora, la devo lasciare, io l'ho lasciata sfogare, tra virgolette, nel senso che prendo atto, lo sa, il nostro è un programma di diritto, quindi non è prettamente politico, ma diciamo così, diciamo, comprendo il suo sfogo da cittadino e per questo l'ho lasciata parlare, cerco brevemente di rispondere. Ci chiamerà ancora quando vuole, ok? Ok, ti ringrazio, ciao, buona serata, grazie. Allora, sfogo da parte del nostro telespettatore, comprensibile, sugli stipendi. Vabbè, questo è, signori, è un malcostume italiano anche qua, abbiamo un apparato pubblico che è devastante. Il signore ha detto 100.000 parlamentari, ma pensate che nei comuni i segretari comunali guadagnano 50-60 mila euro, gli assessori, cioè, è un apparato statale che purtroppo non tiene, lo sappiamo bene, quindi è un problema che non so se verrà risolto, molto sinceramente lo dico, perché andiamo avanti tanti anni con queste cose, con gli stipendi che aumentano, con lo Stato che chiede tanto ai cittadini. Ora qualcosa si sta facendo perché oggettivamente stavo chiudendo prima e poi ancora un minuto lo voglio chiudere sul discorso del taglio delle tasse, è importante perché anche questa notizia è stata sottaciuta. Confindustria ha fatto un plauso, non mi ricordo un plauso di Confindustria non so da quanti anni, 4 punti percentuali di IRES in meno, è un segno veramente importante questo, che aiuterà tantissime aziende a pagare meno tasse. Queste sono le norme che devono essere fatte per dare respiro al cittadino che è esasperato, non ne può più, di avere delle inefficienze, di avere un'Italia che non funziona. È chiaro che noi pretendiamo e un po' di risposte le sono arrivate da questo punto di vista, anche con questo codice della strada, perché qualcosa bisognava fare. Poi è migliorabile, certo, tutto è migliorabile, però ribadisco, una stretta su certe cose, a mio modo di vedere, è sacrosante. Quindi qua mi dicono dove trovo il contatto, ormai la puntata è finita, ma lo trovate allo 0292947222, ma ormai non potete più telefonarmi perché la trasmissione è prossima alla chiusura. Io vi ringrazio il regista, ringrazio tutta Radio Libertà, ringrazio voi che mi avete chiamato oggi, ben 3 telefonate molto interessanti. Grazie per avermi fatto compagnia, buone vacanze a tutti, serene vacanze, vi auguro il meglio che posso augurarvi. Buona serata, ciao.